ringrazio Marco innanzitutto per questo invito. Vorrei sottolineare l'importanza su questo territorio dell'esistenza di persone come Marco, che spero ce ne siano altre, molte altre, perché la riflessione su questo grande progetto è una riflessione fondamentale per capire un po' quello che sta succedendo in questo paese. La TAV, incominciamo a dire il TAV, la definizione della TAV nasce dal fatto che il soggetto fondamentale che gestiva questo progetto era una società, TAV SpA, nata nel 1991 come società di diritto privato. Hanno raccontato a maggioranza di privati che finanziava con capitale privato la realizzazione dell'alta velocità. Era una società importantissima all'epoca quando è stata presentata, perché rappresentava l'elemento strategico di sviluppo del paese nel settore dell'alta velocità. La TAV SpA non esiste più. Nel silenzio più totale, è una società in liquidazione. Le magnifiche sorti dell'alta velocità sono in liquidazione in questo momento. Quindi, per essere corretti, dobbiamo parlare di al maschile il TAV, il treno ad alta velocità, perché la società che ha rappresentato questo progetto non c'è più. Ma dicevo, è la metafora di quello che sta succedendo in questo paese, il modello TAV, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, dal punto di vista del rapporto con i cittadini, dal punto di vista dell'inquinamento non solo e non tanto ambientale, ma anche dell'inquinamento dei rapporti economici, imprenditoriali, sociali e lavorativi. E per questo è indispensabile, perché le uniche motivazioni che si rintracciano nelle dichiarazioni dei politici è che il treno ad alta velocità è un progetto strategico, è fondamentale, imposto dall'Europa, e ritornelli di questo tipo. Partiamo quindi da qui, dal significato, diciamo, di questa grande opera. La prendo apparentemente molto lontana, molto da lontano, ma è fondamentale per capire perché c'è questa spinta e questo interesse di qualcuno a fare una grande opera come il treno ad alta velocità e a realizzarlo in questo modo. Questa è un'immagine abbastanza famosa, è stata trasmessa più volte in televisione, è l'immagine di una miniera, questa foto è degli anni '80, in Brasile, una miniera d'oro nella Sierra Pelada, catena montuosa del Brasile. Cosa interessante è come lavoravano tutte queste persone. Questa è un'immagine delle modalità organizzative dell'estrazione dell'oro in una miniera dell'Ottocento. E come vedete in questa immagine c'è un'organizzazione del lavoro. In questa miniera c'era un padrone della miniera che pagava degli operai organizzati in una sorta di catena di montaggio. Come vedete, alcuni spaccavano le pietre, demolivano, alcuni raccoglievano, alcuni trasportavano. C'era una divisione del lavoro e dei dipendenti, degli operai, dei lavoratori salariati. Nella miniera della Sierra Pelada il lavoro salariato scompare. E qui veniamo ad alcune definizioni tecniche.
la relazione economica che entra pesantemente nelle relazioni delle strutture organizzative cosiddette moderne dell'età della globalizzazione, dell'impresa cosiddetta post-fordista, è il contratto di appalto. La relazione contrattuale del contratto di appalto la trovate definita nel nostro codice civile all'articolo 1655, che dice esattamente che l'appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. È una relazione economica, cioè nella quale il committente affida un'attività ad un appaltatore, il quale si assume il rischio economico dell'attività che fa. È quindi un contratto a termine, è un contratto che dura per la durata della prestazione, per la conclusione del lavoro, per la durata del servizio richiesto. L'appaltatore viene pagato con un prezzo e questo operatore appaltatore si assume il rischio dell'organizzazione dei fattori della produzione e con il prezzo 100 che viene pagato dal committente deve ripagare materiali, forza lavoro e rischio imprenditoriale, l'utile dell'impresa che avrà se è capace di gestire quell'attività. La relazione economica esattamente opposta dal punto di vista della relazione fra committente e fornitore della prestazione è il lavoro salariato, cioè quello che storicamente abbiamo conosciuto nello scorso secolo, sul quale si è costruito il capitalismo della società industriale cosiddetta fordista, che ha caratterizzato lo sviluppo dei paesi capitalisti fino a qualche decennio fa. La relazione economica prevalente era il lavoro salariato, che è esattamente opposto. Nel lavoro salariato il fornitore della prestazione annulla la propria autonomia, vende la propria forza lavoro al committente e a fronte di questo annullamento della propria autonomia ha la massima garanzia della propria attività, che storicamente nella contrattazione sindacale, quella che abbiamo conosciuto nei paesi occidentali capitalisti fino a qualche decennio fa, è il contratto di lavoro a tempo indeterminato garantito. L'esatto opposto, dicevo, il contratto di appalto. Nell'era della cosiddetta globalizzazione, nei modelli imprenditoriali cosiddetti moderni, strategici, post-fordisti, la tendenza è quella di sostituire il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il contratto di appalto. Modello al quale tendo, anziché avere una fabbrica con 100.000 operai, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, cerco di avere 100.000 appaltatori. Per cui se c'è una crisi di mercato del 50%, non ho il problema di garantire 50.000 operai a tempo indeterminato. Elimino 50.000 contratti di appalto. Ovviamente questa è la tendenza, l'intento, la disarticolazione è avvenuta in questi anni in maniera un po' più complessa. L'impresa cosiddetta fordista, che includeva tutto, che esternalizza alcune attività, la fonderia piuttosto che la carrozzeria, piuttosto che la produzione di alcuni componenti, che vengono esternalizzati, appaltati all'esterno in una catena di relazioni
fra grande impresa, media impresa, piccola impresa, una catena di appalti e subappalti che ha determinato una lontananza sempre più forte fra il fattore lavoro e il capitale. Quello al quale assistiamo oggi è una distanza enorme attraverso questa scomposizione dell'attività produttiva fra il capitale e il lavoro. Nella Sierra Pelada, in questa miniera che alla fine degli anni 80 aveva raggiunto i 90.000 garimpeiros, scavatori d'oro, erano 90.000 appaltatori d'oro che facevano esattamente lo stesso lavoro, non c'era nessuna organizzazione del lavoro. Come vedete da questa immagine, scendevano nella miniera, andavano nel pezzettino di terra magari dato in concessione il metro quadro sul quale potevano scavare e poi ritornavano sopra per consegnare i sacchi e vedere se trovavano qualche pagliuzza d'oro. 90.000 appaltatori che si assumevano il rischio imprenditoriale dell'attività, avevano in concessione la possibilità di fare questa attività estrattiva e il rischio era quello di trovare o non trovare la traccia d'oro da vendere al boiardo di turno che era addetto all'acquisto dell'oro. Questo ha prodotto una situazione nella quale sostanzialmente quella che è stata mascherata come crisi sostanzialmente solo finanziaria è in realtà la crisi di questo modello. Questo processo di frantumazione dell'impresa, del modello imprenditoriale, ha portato a una situazione, quella che per altri versi e con altre letture si possono leggere in tutti i testi che studiano questi fenomeni, a tutte le grandi imprese multinazionali, nomi più famosi, da Nike ad Adidas, Disney, Wons, Champion, Coca-Cola e quant'altro, che tendenzialmente non hanno più nemmeno una fabbrica. Vendono dei prodotti, ma la produzione diretta è fatta da appaltatori. Io acquisto sulla base di imposizione di procedure che richiamano anche i sistemi di qualità delle norme internazionali della serie ISO 9000, impongo procedure di processo ad una determinata fabbrica, la quale diventa appaltatore, fornitore di quel prodotto con un modello di processo produttivo, una galassia di soggetti economici oggettivamente spinti verso l'egoismo e il particolare. Nord-est è tipico. Quanto all'interno di una stessa azienda produttrice di sedie piuttosto che di mobili di questo tipo, prodotti lì, all'interno della stessa azienda io affido attività a squadre diverse, cooperative o lavoratori differenti, i quali possono utilizzare i miei macchinari, ma per produrre in parte per me, ma in parte anche per altri, si scatena una competizione intramuraria all'interno delle stesse mura fra soggetti che competono l'uno con l'altro.